Importava cocaina dalla Colombia e la smerciava sul mercato regionale, in particolare a Trieste e Udine. È finito in manetta il 38enne Luca Casali, uno dei maggiori trafficanti di droga del nord-est. Il friulano, trapiantato a Trieste, un tempo si recava personalmente oltreoceano per acquistare gli stupefacenti, ma dopo essere stato bloccato a Madrid 6 anni fa con un chilo di polvere bianca nel doppio fondo di una valigia e aver passato diverso tempo nelle galere spagnole, ha cambiato metodo. Si faceva inviare la coca via corriere, passando per le Antille olandesi e l'Olanda sino a Trieste. A scoprire il nuovo sistema di approvvigionamento del narcotrafficante è stata la polizia olandese durante un controllo di routine all'aeroporto di Amsterdam. Il caso, coordinato dal PM Giorgio Milillo, è stato affidato alla squadra mobile che ha assistito alla consegna del pacco incriminato, che ufficialmente conteneva ricambi per auto, nella zona industriale di Trieste. Poi, quando Luca Casali ha ceduto parte del mezzo chilo di droga a un pusher triestino, è scattato il blitz, che ha portato alla denuncia di altri 4 spacciatori, oltre all'arresto del trafficante. Le partite di droga, che rifornivano gran parte degli assuntori del Friuli Venezia Giulia, arrivavano puntualmente quasi ogni mese.